Sono giornate importanti per l'Università di Catania perché in queste ore si rinnovano le rappresentanze studentesche dell'Ateneo. Ieri, lunedì 13 ottobre e anche oggi, martedì, dalle 9 alle 19 seggi aperti proprio per le votazioni. Domani, mercoledì 15 ottobre, inizierà alle ore 9 lo spoglio. Noi di newsicilia.it ci saremo. Saremo presenti con una diretta in streaming a partire dalle ore 17. Da quel momento vi forniremo interviste, commenti e soprattutto i dati in tempo reale, perché vi ricordo che si vota per eleggere 6 rappresentanti al Senato accademico, 2 al Consiglio di amministrazione, 2 al nucleo di valutazione, 2 in seno al Comitato per lo Sport Universitario e 5 al Consiglio di amministrazione dell'ERSU. Tutto questo ed altro ve lo proporremo in diretta streaming mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 17 e fino a spoglio completato.